Dopo pochi giorni, altra operazione dei carabinieri nel villaggio Rom di Cosenza, 17 le persone arrestate. Svolta nell'agguato in cui è stato ucciso l'operaio 44enne di Rosarno, i carabinieri hanno arrestato il cognato dell'uomo. La Regione lancia la sfida in 2 anni di scariche zero, individuati i luoghi dove costruire 3 termovalorizzatori. Il pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza versa in grandi difficoltà. Il sindacato SUL incontra il prefetto e lancia l'allarme. Dopo 3 ore di dibattito, il Consiglio Comunale di Cosenza approva l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. L'opposizione non ha votato. Compra un biglietto del Gratta e vinci e vince 2 milioni. Il sito della TV britannica assegna al Cosenza lo scettro della migliore squadra del post-lockdown. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito, la cronaca in primo piano, furti, cavalli di ritorno e droga, 17 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione dei Carabinieri di Cosenza denominata Gazze Ladre. È il secondo blitz in pochi giorni nel villaggio Rom di Via degli Stati, vediamo. Ci sono tanti episodi rientranti nel classico fenomeno del cavallo di ritorno, ma anche furti nelle scuole, danneggiamenti, estorsioni e un vasto giro di spaccio tra reati scoperti e contestati a 17 soggetti indagati dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza nell'operazione Gazze Ladre. Sono state documentate, riscontrate le responsabilità penali di alcuni soggetti, degli arrestati odierni, in ordine a fatti di reato che non solo creano grande allarme sociale, ma sono anche da un punto di vista dei loro effetti anche creano molto disagio, nel senso che abbiamo riscontrato che questi commettevano dei furti in danno delle mense dei poveri, di diverse scuole del nostro territorio, quindi sottraendo per esempio i PC che sono tanto utili ai nostri studenti. I militari, oltre 150, hanno eseguito le ordinanze di misure cautelari tra Cosenza e Barcellona Pozzo di Gotto. Il gruppo criminale operava in particolare nel villaggio degli Zingari a Cosenza. Alcuni soggetti erano stati già interessati dall'operazione Gypsy Village. Sono state applicate 13 misure degli arresti domiciliari e 4 degli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. E i reati che vengono rubricati sono il furto aggravato, estorsioni, ricettazioni e spaccio di sostanze stupefacenti. La nostra attività si è basata soprattutto nella zona di Via degli Stati, dove alcuni soggetti, oltre a commettere furti, riuscivano a gestire anche delle cospicue dosi di sostanza stupefacente che riuscivano a rivendere nel breve giro, ed in particolare la sostanza stupefacente che andava per la maggiore era soprattutto la cocaina e la marijuana. Le indagini sono partite dal furto di un'auto, utilizzata poi per compiere una rapina alla clinica San Bartolo di Mendicino. Le vittime del cavallo di ritorno, costrette a pagare fino a 2.500 euro, erano soggette anche a intimidazioni e minacce. Durante l'attività tecnica che abbiamo messo in atto sono venute fuori una serie di intercettazioni molto significative che fanno capire appunto la recrudescenza di questo fenomeno. Gli indagati infatti non si limitavano solo ad aspettare che la vittima si presentasse con l'intenzione di riavere l'auto, ma addirittura la minacciavano con frasi dure dicendo che la macchina sarebbe stata distrutta, che comunque le autovetture, erano persone che sarebbero state comunque perseguitate qualora non avessero pagato, e quindi molto spesso ci troviamo di fronte a delle vittime che, oltre ad avere il danno del furto dell'autovettura, dovevano anche subire delle minacce, delle intimidazioni, per cui, spaventati, in alcuni casi abbiamo appunto documentato la cessione, cioè la consegna di denaro ai responsabili di questi furti. E torniamo ad occuparci dell'agguato di ieri a Rosarno. L'operaio è stato ucciso dal cognato, la lite che è degenerata, il caso è stato risolto in poche ore dagli investigatori. Vediamo.
Il caso era stato risolto già pochi minuti dopo l'omicidio, ma i carabinieri hanno voluto aspettare, volevano essere sicuri di arrestare l'assassino prima di confermare che le indagini sull'omicidio di Antonio Pupo potevano considerarsi chiuse. Ad uccidere nella notte tra lunedì e martedì a Rosarno il 44enne operaio del porto di Gioia Tauro è stato il cognato. Si chiama Carmelo Bersano, ha 45 anni. Dopo aver sparato a Pupo e al figlio di questi, Michele, 18 anni, il ragazzo adesso è fuori pericolo, si è dato alla fuga. I carabinieri lo hanno rintracciato in un casolare abbandonato. Su Bersano da subito si erano incentrate le attenzioni degli investigatori dell'Arma. Probabilmente è stato Michele Pupo ad indicare nello zio l'assassino del padre. All'origine della tragedia dissidi familiari che 2 notti fa hanno avuto uno sviluppo inaspettato. Certo è che Bersano, in bianchino di professione, era armato. Antonio Pupo stava transitando su via Medma tra municipio e campo sportivo a bordo della sua autovettura in compagnia del figlio quando Bersano ha cominciato a sparare. Si tratta di capire adesso se Pupo e il figlio siano saliti in macchina dopo una discussione con Bersano che in preda all'ira, essendo in possesso di una pistola, ha reagito furiosamente, o se l'imbianchino avesse preventivamente deciso di tendere un vero e proprio agguato. E un corriere della droga è stato bloccato. Il giovane di Melito Portosalvo, scoperto dalla Guardia di Finanza, viaggiava con mezzo chilo di cocaina. Vediamo. Era partito da Melito Portosalvo sulla Ionica Regina con oltre mezzo chilogrammo di cocaina, direzione Messina, ed è proprio nella città peloritana, allo sbarco dei traghetti, che un ventenne con precedenti penali è stato bloccato dai finanzieri del comando provinciale, che regolarmente predispongono posti di blocco al fine di controllare un punto di snodo importante dei trasporti utilizzato anche dai corrieri della droga come il ventenne melitese. Le fiamme gialle all'arrivo dei traghetti da Villa San Giovanni hanno controllato i mezzi in entrata in Sicilia. Evidentemente il giovane corriere ha destato sospetti. Certo è che è stato bloccato e controllato. La presenza dei cani antidroga, in particolare del pastore tedesco Dandy, è stata importante per capire che quello del giovane non era un normale viaggio in Sicilia. All'interno di un incavo del vano del motore di un'autovettura presa a noleggio è stato trovato un involucro fasciato con strati di celofan e chiuso con nastri da imballaggio. La cocaina, se fosse stata venduta al dettaglio, avrebbe fruttato un guadagno netto di 100.000 euro. E adesso vi faremo vedere anche le immagini di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi che ha avuto come conseguenza il traffico bloccato per ore a Castrovillari. Vediamo. Siamo sulla 2 del Mediterraneo, al chilometro 198-800 in territorio di Castrovillari. Intorno alle 13:30 si è verificato un incidente, un mezzo pesante si è ribaltato, è intervenuto per le ferite riportate dall'autista anche le di soccorso. Adesso stanno lavorando l'ANAS con i propri mezzi, le forze dell'ordine, la polizia stradale. Noi siamo bloccati, come potete vedere dalle immagini, con tutti i tir e le macchine proprio su questo pezzo di autostrada, però vi mandiamo le immagini che siamo riusciti a realizzare subito dopo la galleria. Cambiamo argomento: i rifiuti, discariche zero in 2 anni, così il piano della Regione che dovrebbe risolvere il problema dei rifiuti, e quanto fa sapere l'assessore all'ambiente De Caprio incontrando i giornalisti a margine questa mattina di una conferenza stampa. Vediamo. 3 nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Calabria. La soluzione all'emergenza, secondo quanto si apprende nei corridoi della cittadella regionale, sarebbe nella realizzazione dei cosiddetti ecodistretti. Nei prossimi giorni sarà resa nota l'ubicazione. Intanto l'assessore all'ambiente rende noti gli obiettivi del piano redatto dalla giunta regionale per risolvere un problema che anche in questa torrida estate sta tenendo sotto scacco le città calabresi. Abbiamo individuato delle tecnologie che rispondono
a quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea, non per arbitrio. Quindi noi, aderendo a quello che dice l'Unione Europea, promuoviamo impianti che non hanno emissioni climalteranti, che praticamente entrano a pieno titolo e rendono pragmatica l'economia circolare, e con questi impianti di vetrificazione soprattutto riusciremo a gestire tutto il dimensionamento dei rifiuti, anche sempre sviluppando raccolta differenziata e compostaggio di prossimità, e arriveremo, speriamo insomma, nel nostro piano in 2 anni a discarica zero. Non avremo più bisogno delle discariche, visto che nessuno le vuole, e quindi lo faremo, daremo spazio al recupero dei materassi, lo faremo diventare anche quella un'attività economicamente performante, aumenteremo gli impianti di compostaggio, chiederemo la guida ai consorzi del compostaggio per avere un compost di alta qualità che abbia un mercato, e quindi stiamo facendo una convenzione. Poi, insieme ai consigli, ai suggerimenti che ci verranno da tutte le parti politiche e da tutte le parti sociali, miglioreremo sicuramente. E parlavamo di questa conferenza stampa, una conferenza stampa sulla biodiversità che si è tenuta nella Sala Verde della cittadella regionale. Tutelare il patrimonio naturale della nostra regione, l'incontro con i giornalisti, con tra l'altro un fuori programma. Vediamo. Io ho difficoltà a una rete che abbiamo trovato sulla spiaggia e l'abbiamo riempita con i rifiuti che abbiamo trovato tra il nostro ombrellone e cioè tra l'ombrellone successivo e quello precedente. 8 metri, non di più, 4 metri e 4 metri. Qua dentro c'è di tutto. Non possono essere sicuramente rifiuti, come dire, da depurazione, fermo restando che il bagno non ce lo siamo fatti perché in un primo momento era marrone, poi è diventata verde, cioè qualcosa di inenarrabile. Qua dentro c'è di tutto, ci sono soprattutto plastiche, diciamo. E mi chiedeva, giustamente mio figlio mi chiedeva, ma pa, come lo chiamiamo sta cosa? Un papà di Cosenza, Francesco Noto, irrompe nella conferenza stampa dell'assessore regionale all'ambiente De Caprio nella Sala Verde della cittadella, l'incontro con i giornalisti per fare il punto sullo stato delle politiche ambientali in Calabria. L'uomo, che era in compagnia del figlio, ha chiesto maggiore attenzione. Capitano Ultimo si è avvicinato, ecco le sue parole. Questo è un amore grande verso la Calabria, verso la natura, verso la legalità. Questi sono i nostri eroi. Un fuoriprogramma nel Palazzo della Regione a Catanzaro, poi i contenuti dell'incontro sulla tutela della biodiversità, la bellezza della Calabria che può diventare economia, ma attraverso quali azioni? Un quadro di azioni prioritarie quindi per la tutela del capitale naturale regionale. Un capitale naturale che è il 30%, più del 30% del territorio regionale, che merita di essere attenzionato. Stiamo guardando al medio periodo, quindi al periodo di programmazione 21-27, non vogliamo essere in ritardo in questo settore, vogliamo fare azioni concrete per conservare innanzitutto questo patrimonio per le generazioni future, è un nostro dovere istituzionale oltre che morale. Con 18 voti a favore il Consiglio Comunale di Cosenza ha approvato questa mattina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Vediamo. 3 ore di dibattito, poi il via libera nella Sala Rosa del Consiglio Comunale di Cosenza al bilancio stabilmente riequilibrato, approvato questa mattina con 18 voti a favore, compreso quello del sindaco Mario Chiuto, la sola astensione del consigliere comunale Marco Ambrogio. L'opposizione non ha partecipato al voto. Il documento contabile è stato illustrato dal vice sindaco e assessore al bilancio Francesco Caruso, il quale nella relazione ha sottolineato come l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sia lo strumento per ottenere, sono parole sue, un definitivo risanamento delle finanze e il pareggio dei conti. L'assessore ha poi ricordato l'articolato esame cui il documento contabile è stato sottoposto all'interno delle diverse commissioni, in primis la Commissione Bilancio. Nel documento approvato oggi dall'Assise Comunale, ha detto infine il vice sindaco, c'è tutto quello che fa capo a un'azione in grado di garantire l'operatività
l'operatività minima di un comune e che può ritenersi indispensabile. Restiamo a Cosenza per parlare del pronto soccorso senza personale al centro di un incontro in prefettura tra il sindacato, il SUL e il prefetto di Cosenza. Vediamo cosa è emerso. La situazione in cui versa il pronto soccorso di Cosenza è a dir poco drammatica, almeno così è stata rappresentata questa mattina dal sindacato SUL al prefetto di Cosenza Cinzia Guercio. Oltre 2 ore di confronto, nel corso delle quali sono emerse forti criticità dovute in primis alla carenza di personale. Bastano i numeri a spiegarlo meglio. La pianta organica dovrebbe contemplare 19 sanitari per far fronte alle centinaia di istanze provenienti da ogni parte della provincia e non solo. Ebbene, nonostante il flusso sia considerevole e la struttura del pronto soccorso tra le più grandi del sud Italia, attualmente può contare solo su 10 medici, capitolo a parte la carenza di infermieri e OS e quindi il massimo che si può garantire è di 2 medici a turno, il che spiega le lunghe attese a cui sono costretti i pazienti, adagiati per ore sulle poche barelle in attesa di essere visitati. Il sindacato ha chiesto un intervento immediato alla direzione dell'azienda che, qualora non dovesse arrivare nei modi e nei tempi stabiliti dalla riunione, si mobiliterà proclamando lo stato di agitazione. Ma quali sono gli interventi da esperire in un lasso di tempo breve? Anche qui il sindacato ha le idee chiare: attivare una mobilità interna urgente e, qualora non dovesse bastare, optare per sanitari disposti a lavorare nel pronto soccorso anche fuori dalla struttura, in attesa, per come promesso dall'azienda, di procedere ai concorsi e quindi all'assunzione del personale necessario. Quanto è dato sapere, pare che per il 20 settembre alla struttura saranno assegnati 2 sanitari. Questo è il progetto della direzione aziendale. Va da sé che i tempi sono lunghi e organizzare il servizio in una fase così delicata e per giunta in regime di ferie non è cosa facile. Ed è per questo che prefetto e sindacati si sono dati appuntamento per il prossimo 18 agosto, giorno in cui sarà presa in esame la proposta che arriverà, si spera, dalla direzione del nosocomio dell'Annunziata. Coronavirus, il bollettino della regione oggi segna 2 nuovi casi in Calabria e poi c'è un caso sospetto a Praia Mare, vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 122.492 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.274, più 2 rispetto a ieri. Quelle negative sono 121.218. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 2 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 184 guariti, 33 deceduti. Cosenza 22 in isolamento domiciliare, 436 guariti, 34 deceduti. Reggio Calabria 2 in reparto, 14 in isolamento domiciliare, 264 guariti, 19 deceduti. Crotone 2 in isolamento domiciliare, 113 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 5 in isolamento domiciliare, 80 guariti, 5 deceduti. Dall'ultima rilevazione le persone che sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 13.864. Un ospedale in attesa di un responso. Il nosocomio di Praia Mare attende l'esito di un tampone effettuato su un cittadino che nei giorni scorsi è risultato positivo a un test sierologico. La circostanza di per sé non rappresenterebbe un problema, ma è emersa quando un parente dell'uomo si è recato in ospedale per una visita e ha rivelato l'antefatto ai sanitari. Il contatto tra il paziente entrato in ospedale e il parente risultato positivo al sierologico ha allarmato il personale sanitario, che ha chiesto e ottenuto di approfondire la situazione. Il soggetto è stato rintracciato e sottoposto a tampone da parte del personale dell'ASP di Cosenza e adesso si attendono gli esiti dell'esame. Probabilmente alla positività al test non corrisponderà, come spesso accade, la positività al tampone, segno che gli anticorpi prodotti dall'organismo e rilevati attraverso il prelievo del sangue sono il segnale di un'infezione ormai guarita e lontana nel tempo. Ma con il Covid-19, soprattutto in ambiente ospedaliero, bisogna applicare ogni precauzione per scongiurare le possibili fonti di contagio. In attesa dell'esito dell'esame, nel nosocomio sono scattate le procedure studiate per limitare il rischio, isolando il personale venuto a contatto con il soggetto sospetto e sanificando le aree interessate. Alleggeriamo il tono, la dea bendata si ferma a Castrovillari, compra un biglietto da pochi euro e diventa milionario. Vediamo.
E qui alla tabaccheria del Corso a Castrovillari che sono stati vinti ben 2 milioni di euro. Il vincitore con un gratta e vinci da 20 euro si è aggiudicato con il numero 23, come dicevo prima, ben 2 milioni di euro. Noi andiamo a sentire i titolari. Una vincita importante che ci rende orgogliosi. Il nostro augurio è che possa magari aver fatto felice qualcuno che ne abbia davvero bisogno, soprattutto in un momento particolare come questo. Sicuramente voi non conoscete chi è il fortunato vincitore? Assolutamente no, perché è una comunicazione avvenuta in via telematica, quindi assolutamente online, ma del resto non ci teniamo nemmeno. L'anno scorso abbiamo premiato un altro fortunato vincitore con i 100.000 euro, diciamo che questa è una vincita abbastanza importante. I 2 milioni di euro penso che in zona non siano mai stati, almeno a Castrovillari, non siano mai stati dati a nessuno. Sicuramente tutti vorranno venire qui alla tabaccheria del Corso e tentare nuovamente questa vincita. È quello che oggettivamente speriamo e ce l'auguriamo, perché comunque, come già detto precedentemente, l'obiettivo è far sì acquistare nuovamente gratta e vinci, ma fare in modo che avvenga una vincita magari ancora più alta, quindi far conciliare ambo le cose. Il sito della TV britannica, la BBC, la blasonata BBC, assegna al Cosenza lo scettro della migliore squadra del post-lockdown. Scusate, vediamo. Increduli e felici i giocatori del Cosenza, al triplice fischio della gara con la Juve Stabia, forse ancora non si rendevano conto dell'impresa appena compiuta. I 3 punti conquistati sono serviti per salire a quota 46 in classifica, un obiettivo fissato da tempo per tentare di agganciare la zona play-out e contendere la salvezza diretta in caso di determinati risultati concomitanti. Circostanze queste verificatesi con le sconfitte di Perugia e Pescara, salvi i lupi e non solo, anche i migliori del periodo post-lockdown. È stata la BBC a prendersi la briga di controllare le classifiche dei vari campionati europei, prendendo in esame solo le gare disputate dopo la ripresa. Ebbene, i colleghi inglesi hanno verificato che il Cosenza è stata la squadra da rendimento migliore. 22 punti in 10 partite, meglio anche del Manchester City, che pur collezionando numeri importanti non ha raccolto quanti rossoblù di Roberto Chiuzzi, il giovane allenatore che, scelto dal presidente Guarascio per compiere un'impresa impossibile, è salito sul tetto d'Europa per salvare il Cosenza. E chiudiamo con la borsa. Le borse europee chiudono positive e Wall Street procede sopra la parità. In precedenza sono giunti segnali di ripresa dagli indici PMI europei, con l'indicatore composito dell'Eurozona che ha riportato il valore massimo da 2 anni, 54,9 punti, e gli ordini tornati a crescere per la prima volta negli ultimi 5 mesi. Sopra le attese anche i PMI USA e l'ISM Servizi sui massimi da febbraio 2019. La notizia chiave del giorno è quella relativa ad un prossimo incontro tra i rappresentanti di Washington e Pechino. Inoltre, i mercati guardano ai nuovi stimoli fiscali in arrivo negli USA, dopo che Mnuchin ha dichiarato che l'obiettivo è siglare un'intesa entro la fine di questa settimana. A Milano il FTSE MIB archivia gli scambi in rialzo dello 0,6%, ben intonato come il FTSE 100 di Londra a più 1,1%, il CAC 40 di Parigi a più 0,9%, il DAX di Francoforte a più 0,5%, l'Ibex 35 di Madrid a più 0,3%. Oltreoceano avanzano il Dow Jones a più 1,2%, l'S&P 500 a più 0,6% e il Nasdaq a più 0,3%, nonostante il dato deludente sui nuovi occupati nel settore privato. Sul Forex l'euro-dollaro risale a quota 1,19, il cambio tra biglietto verde e yen si deprezza a 105,5. Tra le materie prime avanzano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 3,3% a $45,9 e il WTI a più 3,5% a $43,2 al barile.
Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund si attesta a 148 punti base e il rendimento del decennale italiano allo 0,97%. Tornando a Piazza Affari, tra le big cap gli acquisti premiano Saipem a più 6% e Biper a più 5,8%, tornata nel FTSE dopo l'esclusione di Ubi a seguito dell'OPAS di Intesa a più 2,3%. Bene Telecom Italia a più 4% dopo i conti del semestre e l'accelerazione sulla rete unica. Arretrano invece Diasorin a meno 1,9%, STM, Italgas e Terna a meno 1,2%. Grazie e buon proseguimento di serata. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia ad Enzo Leonetti, messi in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.